So let's change the world today. Let's make it better in every way. Professor Vania, secondo lei l'allattamento a richiesta o vanno rispettate delle pause minime tra una poppata e l'altra? Tommaso ha 2 mesi e mezzo e vorrei sapere appunto di più su questa differenza. Cara Sara, l'allattamento dovrebbe sempre essere a richiesta. Si faceva una volta quello a orari fissi, ma si è capito che non serve, perché il bambino si mette a posto da solo su dei ritmi abbastanza stabili e che vanno naturalmente cambiando un po' nel tempo. Primissimi periodi, primissimi giorni di vita, certamente qualche difficoltà anche lui ce l'ha per capire che cosa sta provando, se è sazio, se ha fame, se non ha fame, eccetera, ma poi di solito si regolarizza all'inizio su ritmi che sono all'incirca di 3 ore. Chiaro che sono all'incirca di 3 ore, significa che possono essere 2 ore e mezza, possono essere 3 ore e mezza, la notte qualche genitore particolarmente fortunato ha anche 5-6 ore di pausa, anche se purtroppo non capita molto spesso, ma bisogna semmai farsi qualche domanda nel caso in cui questi ritmi diventino troppo ravvicinati, cioè se il bambino dopo un'ora richiede di nuovo di mangiare. Io direi che 2 sono le probabili cause. Una è che effettivamente la mamma di latte ne faccia poco, in questo caso però appunto serve l'aiuto del pediatra sia per capirlo sia per trovare la soluzione al problema, e l'altra possibilità è che invece il bambino sia pigro, molto pigro, e capita questo, soprattutto direi con i maschietti, tendono a esserlo un po' di più. E cosa significa? Significa che prende quel pochino di latte che gli basta a saziarsi in quel momento e poi, siccome è faticoso succhiare dal seno, lascia perdere. Allora, lì bisogna semplicemente un pochino educarlo, stimolarlo un po' perché continui a mangiare durante la poppata vera e propria. So let's change the world today.